Alle case popolari di via Cicero e di Francesca riceviamo l'acqua corrente ogni 8 giorni e la poca durata dell'erogazione non ci consente di riempire la cisterna. Questa è stata la segnalazione ricevuta in redazione a chiamare la cittadina Maria Paternò. A lamentare il disagio della carenza idrica sono 3 famiglie che abitano in una palazzina delle 6 presenti. Con la poca acqua che ci arriva, dicono, non arriviamo neanche agli 8 giorni di turnazione idrica. In più, se volessimo acquistare dell'acqua, saremmo costretti a pagarla 2 volte, la prima per l'autobotte, la seconda alla società che gestisce il servizio idrico. Circostanza quest'ultima causata dalla presenza dei contatori che totalizzerebbero anche il liquido aggiunto esternamente nella cisterna. È un problema che va da oltre 2 mesi, da quando hanno stipulato un contratto con Codesto Ende, e Codesto Ende non è in grado di dare un servizio efficiente agli abitanti di queste case popolari. È impensabile che in una città come Favara e nel 2013 ci siano ancora carenze di acqua. Dopo 8 giorni erogano l'acqua per soltanto 2 ore. Neanche il tempo di riempire le cisterne. Questi abitanti non possono neanche permettersi di chiamare un'autobotte, semplicemente perché riempiendo il recipiente passa da un contatore che ha montato girgenti acque con dei sigilli e non possono neanche toglierli per non pagare l'acqua a girgenti acque, perché già l'hanno pagata all'autobotte. Quindi il problema è semplicissimo, sono vincolati a non poter acquistare l'autobotte perché la dovrebbero pagare 2 volte e mi sembra che sia una cosa ingiusta. Abbiamo fatto i contratti dei contatori dicendo che l'acqua arrivava 2 o 3 volte alla settimana e non dovevamo avere più problemi di acqua, ma non è stato così, perché è stata una truffa verso le nostre abitazioni. Siamo senza acqua, voi avete visto qua che non si può continuare così. Ci hanno rubato questi soldi. Quando avete pagato? Noi abbiamo pagato 120 euro di allaccio. Ci è stato detto che l'acqua era in abbondanza, che poi l'OCP ha detto che queste cisterne non si devono svuotare mai, perché c'è un contatore che conta quello che noi diciamo consumiamo, dobbiamo pagare. È inammissibile nel 2013 non potersi la mattina lavare la faccia. Gli abitanti di Piazza Alberione chiedono all'amministrazione comunale anche una pulizia dell'area esterna.